Dopo la sfiducia al Presidente arrivano le dimissioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento. La notizia era nell'aria, così come era stata resa abbastanza nota la sfiducia dei consiglieri, malgrado l'interessato, ovvero il Presidente Cremona, intervistato da Arturo Cantella, non ha voluto confermare e neppure smentire. Purtroppo non posso né confermare né smentire questa notizia perché i cittadini non lo sanno, ma gli avvocati lo sanno tutti. Ci sono delle norme imperative che mi vietano di fare questi tipi di esternazioni. Non confermo né nego. Ma la notizia è uscita però. Sì, l'ho letta pure io che la notizia è uscita e mi meraviglio come i giornali è uscita. Intanto è una parola che parrebbe una conferma, dunque ho letto questa notizia e mi meraviglio che i giornali, malgrado qua ho un abile giornalista che mi mette sotto torchio, e le fonti non si possono chiedere, lo sappiamo, la legge non si possono chiedere, però siccome diffondere queste notizie è severamente vietato. La sfiducia era stata una decisione unanime dei consiglieri dell'Ordine. Dopo la comunicazione fatta al Consiglio Nazionale Forense sulle dimissioni all'Ordine degli Avvocati di Agrigento, verrà nominato un commissario.